Colpo d'occhio da Piazza dei Signori, migliaia ieri sera hanno invaso Vicenza per dire no all'obbligatorietà vaccinale del decreto Lorenzin, che ha appena avuto il via libera dal Senato. Il testo andrà ora alla Camera, l'esame avrà inizio mercoledì prossimo, venerdì 28 il voto finale, la conversione a legge entro il 6 agosto. Intanto, come in tutta Italia, anche nel capoluogo berico monta la protesta di chi chiede il rispetto della libertà d'azione. I genitori si mettono nelle mani del presidente della regione Veneto Luca Zaia, che già si è espresso contro il principio dell'obbligatorietà vaccinale e ha deciso di fare ricorso alle decisioni del decreto. Noi non vogliamo che i nostri figli siano delle cavie, noi diciamo no a 10+4 vaccini perché questo è una legge anticostituzionale. Dal testo licenziato dal Senato si afferma infatti l'obbligo per l'iscrizione agli asili nido e materne, riguardando anche elementari, medie e i primi 2 anni di superiori. Il provvedimento stabilisce 6 dei 10 vaccini obbligatori da somministrare in formulazione esavalente: poliomelite, tetano, difterite, epatite B, Haemophilus influenzae B e pertosse. Gli altri 4 in tetravalente: morbillo, parotite, rosolia e varicella, con obbligatorietà triennale. Il testo prevede inoltre per i genitori che non vaccinino i figli una multa da 100 a 500 euro. Noi vogliamo la libertà perché è il principio fondamentale dell'essere umano. I genitori insomma chiedono d'essere ascoltati e non si fermeranno.